Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro consueto appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Partiamo dal campionato di Serie A, dato che termina qui e c'è una prima pausa invernale dovuta ai mondiali in Qatar. E quindi ecco un piccolo recap alla 15ª giornata. In testa alla classifica troviamo il Napoli, un Napoli che nell'ultimo turno ha vinto 3-2 contro l'Udinese. Una partita che sembrava essere molto più semplice di quanto dica il risultato finale, perché il Napoli era andato in vantaggio fino a 3-0, poi nell'ultima mezz'ora del secondo tempo è entrata un po' di confusione e ha subito 2 gol in rapida sequenza che avevano riaperto la partita e soprattutto avevano messo in allerta i cuori dei tifosi napoletani. Per loro fortuna il Napoli ha resistito nei minuti finali e si è portato a casa 3 punti fondamentali che gli permettono di avere 8 punti di vantaggio sulla seconda, il Milan. Un Milan che è un po' in difficoltà nell'ultimo periodo e l'ha dimostrato anche nella partita a San Siro contro la Fiorentina. Il Milan ha sbloccato il match dopo 90 secondi. Infatti, una splendida combinazione tra Giroud e Leao ha messo il portoghese solo davanti al portiere che con il piattone destro ha piazzato il pallone nell'angolino. Partita che quindi sembrava essere in discesa per un Milan che ha sbloccato subito il risultato. Invece è la Fiorentina che da qua in poi ha iniziato a fare sempre più gioco, tenere il pallino della partita in mano, fino ad arrivare al meritato pareggio con Antonin Barak. Il giocatore della Repubblica Ceca è al terzo gol consecutivo segnato a San Siro contro il Milan. Diciamo che c'è un feeling speciale per lui. Da qui la partita ha ripreso più o meno sullo stesso binario fino alla fine del primo tempo. A inizio secondo tempo il Milan ha provato ad alzare un po' il ritmo, mettere in campo qualcosa di più per cercare di trovare il gol del vantaggio, ma senza riuscirci e anzi sprecando qualche occasione. Qua Pioli ha provato il tutto per tutto mettendo dentro 4 attaccanti e ha rischiato in realtà di subire il gol della sconfitta. La Fiorentina ha avuto diverse occasioni in contropiede, addirittura in superiorità numerica, in cui non è riuscita neanche ad arrivare al tiro. E come nelle migliori storie, gol fallito, gol subito. Ed è così che praticamente nei minuti di recupero un cross dalla destra ha visto il portiere della Viola uscire a farfalle, come si suol dire, e la palla è rimbalzata contro un difensore della Fiorentina che ha così concesso il gol. Il Milan vince per 2-1 e si mantiene in scia del Napoli. Al terzo posto una sorprendente Juventus che arriva alla 6ª vittoria consecutiva e lo fa con una prova d'autorità contro la Lazio, quarta in classifica. Con un netto 3-0 la squadra bianconera spazza via i biancocelesti romani in una partita praticamente senza storia in cui la Lazio non è riuscita mai a rendersi pericolosa. L'assenza del loro bomber, Ciro Immobile, inizia a farsi sentire, ma siamo certi che dopo la lunga pausa che ci aspetta anche i biancocelesti sapranno ripartire al meglio. Dietro troviamo l'Inter. La squadra nerazzurra ha vinto finalmente il suo primo big match a Bergamo per 3-2 contro l'Atalanta che si mette quindi al 6º posto. Una Inter che non è ancora totalmente guarita nei big match, che continua a subire troppi gol, ma che questa volta, grazie a uno splendido Edin Dzeko, che ha segnato una doppietta, è riuscita a trovare così la vittoria. Una vittoria molto importante che le permette di non staccarsi dalle rivali. Inter che rimane a 1 punto dalla Juventus e a soli 3 punti dal Milan e soprattutto finalmente magari riuscirà a sbloccarsi nelle partite più importanti. Anche perché voglio ricordarvi che alla ripresa del campionato si inizierà subito con un Napoli-Inter, quindi una partita piuttosto gustosa e un banco di prova per entrambe. Al 7º posto in classifica troviamo una Roma che ha pareggiato le ultime 2 partite e soprattutto in quest'ultimo turno ha pareggiato 1-1 contro il Torino in una partita che sembrava essere indirizzata verso una sconfitta, dato che la squadra granata era in vantaggio fino agli ultimi minuti, fino a un rigore calciato dall'ex Belotti contro il palo, quindi la Roma che aveva sprecato anche l'occasione del pareggio, ma proprio agli ultimi secondi Nemanja Matic ha segnato il gol decisivo dell'1-1. Per il centrocampista serbo un'altra ottima prova dopo quella di Verona.
Per la Roma invece un'altra prova opaca dopo il pareggio contro il Sassuolo, sempre per 1-1. Quindi una Roma che quando prende gol non riesce a rimontare e segnare il gol in più alla ricerca della vittoria. Bene, per la Serie A è tutto. Vi parlo ora un po' di un evento prestigiosissimo che si sta giocando a Torino. Infatti ci sono le ATP Finals di tennis, un torneo nella denominazione italiana chiamato Torneo dei Maestri, che vede i migliori 8 giocatori della classifica sfidarsi. Finora si sono giocate solo una partita a testa nei 2 gironi, dove abbiamo visto Nadal perdere contro l'americano Taylor Fritz e il norvegese Casper Ruud battere il canadese Felix Auger-Aliassime. Quindi un Nadal che non ha già un grande rapporto col torneo inizia anche con una sconfitta. Per lui la prossima partita sarà già decisiva per sperare di passare il girone all'italiana. Dall'altra parte invece abbiamo Novak Djokovic, il tennista serbo che ha vinto nettamente per 2-7-0 contro il greco Tsitsipas, e il russo Andrei Rublev che ha vinto contro l'altro russo Daniil Medvedev. Da segnalare qui lo splendido messaggio che ha scritto Rublev dopo la vittoria sulla telecamera, invocando la pace, chiedendo che arrivi la pace e che scenda su tutti noi. Un ottimo messaggio, soprattutto da uno sportivo della sua caratura che si era già esposto contro le guerre. Vi lascio con questo splendido messaggio e per questa settimana è tutto. Con Passione Sportiva di Mattia, ci vediamo settimana prossima. Un saluto a tutti, ciao!